CrossFit Day dedicato ai cani, grande passione di Massimo Zen, l'ex guardia giurata tornata a casa a Cittadella dopo aver scontato quasi 2 anni e mezzo di carcere a seguito della condanna per omicidio volontario nel 2017 per aver sparato a un ladro in fuga. A settembre di quest'anno la grazia dal presidente Mattarella, Zen ora si sta riprendendo in mano la sua vita grazie anche all'appoggio della moglie Franca Berto e degli amici, come quelli che hanno organizzato questo fine settimana di sport e cani per dargli uno speciale bentornato. Ho ritrovato tanti amici, la vita quotidiana, per cui devo ricominciare, devo ripartire pian pianino, riprendere la salute. Dato proprio il suo amore per gli animali, gli è stato offerto dal canile di Presina di Piazzola sul Brenta l'opportunità di lavorare nella struttura. E quando me l'hanno proposto ho detto sì sì a occhi chiusi. C'è un certo rammarico, c'è una certa rabbia in lei per quello che è successo? C'è e rimarrà nel tempo perché non è una cosa semplice da cancellare, però pian pianino grazie a mia moglie che ha lottato e non si è mai mossa, ricominciamo a vivere tutti e due. Ricominciate a vivere, Franca Berto, ricominciate a vivere, ricominciate anche a riappropriarvi delle vostre passioni. Certo, le passioni rimangono sempre, sono state tenute un po' assopite, grazie anche agli amici appunto dello sport, questo campo è rimasto aperto, per me era doloroso venirci qua. Momenti duri che ora Zen e Berto vogliono superare insieme, anche se resta un'amara considerazione sulla situazione carceraria. Quando si sente parlare di rieducazione del condannato, lei ha trovato i presupposti per una rieducazione o può parlare soltanto di punizione? Io parlerei di rivedere il sistema per queste due cose. Per quanto ho vissuto io, non l'ho vissuta come rieducazione, a parere mio.